Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli del nostro giornale. Nuova intimidazione nel Palermitano. A Capaci, incendiata una stazione di servizio. Nei mesi scorsi gli esattori del pizzo avevano sfondato la vetrina del bar dello stesso impianto. Il sindaco dice no alla violenza del racket mafioso. L'inchiesta sul CEFPAS, il centro regionale per la formazione sanitaria. Dopo il deputato regionale Gallo Afflitto, coinvolto anche il fratello del cardinale Reina, vicario generale a Roma. Polemiche a Palermo per i festeggiamenti del matrimonio di Dua Lipa. Dalla Sicilia proteste per i titoli dei tabloid inglesi che definiscono l'isola un covo di mafia. Il presidente della regione chiede scuse pubbliche. Tragedia sfiorata a Siracusa, un palo dell'illuminazione cade su un'auto all'interno della quale c'è una ragazza. Per la conducente soltanto tanta paura. I residenti della zona chiedono più sicurezza, i pali sono vecchi e vanno sostituiti. La Sicilia, seconda regione per produzione di olio. A Siracusa una giornata dedicata ad un settore trainante dell'economia che dà lavoro a migliaia di famiglie. Weekend di sole e mare a Catania, solarium e spiaggetta di San Giovanni Licuti presi d'assalto dai bagnanti. Calcio, Fabio Caserta in pole position per la panchina del Catania. L'ex rossazzurro potrebbe nuovamente lavorare con il direttore sportivo Varrà, come è successo a Benevento. Ancora ben trovati, apriamo questa edizione del nostro telegiornale parlando di un'ennesima intimidazione mafiosa avvenuta a Capaci. A fuoco una stazione di servizio, il rogo, ultimo di una lunga serie di violenze degli esattori del pizzo. Da Tommaso Natale a Carini già nei mesi scorsi era stato preso di mira. Infatti la vetrina del bar, dell'impianto, era stata sfondata con un'auto. Il primo cittadino reagisce, dice no alla violenza del racket mafioso, ma sentiamo i dettagli nel servizio di Marco Gulla. Ancora un'intimidazione, ancora un segnale inequivocabile di messaggio mafioso. Un incendio divampato la notte scorsa a Capaci, nel Palermitano. Le fiamme hanno danneggiato una stazione di servizio Eni della ditta di Cosimo Giuliano. Nei mesi scorsi con un'auto era stata sfondata la vetrina del bar dello stesso impianto. Secondo le prime informazioni raccolte sono state gravemente danneggiate 2 colonnine per l'erogazione del GPL ed è stato distrutto un veicolo che si trovava nell'area autolavaggio. Il rogo sarebbe doloso e si inserirebbe nella lunga serie di intimidazioni che hanno colpito diverse attività da Tommaso Natale fino a Carini. Capaci non si abbassa, Capaci reagirà senza nessun tentennamento. Qui non è casa di Cosa Nostra. Una scia che va avanti ormai da mesi, dalle intimidazioni ai ristoranti di Sferacavallo ai colpi di Kalashnikov e poi gli incendi alle auto dei parcheggi di Sicily by Car. L'inchiesta per la corruzione al CEFPAS, il centro regionale per la formazione sanitaria, dopo il deputato regionale Gallo Afflitto, coinvolge anche il fratello del cardinale Reina, vicario generale a Roma. Orazio Longo. L'utilizzo del CEFPAS per il conseguimento di fini personali veniva in rilievo anche nell'affidamento dell'appalto per una biblioteca digitale per il quale era stato previsto l'importo di 128.000 euro. È uno degli episodi riportati dalla Procura di Caltanissetta nel decreto di perquisizione e sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul Centro per la Formazione Permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario. Per i magistrati vi sarebbe stata una gestione per favoritismi di assunzione e consulenze non episodica ma per prassi consolidata, mettendo in piedi una sorta di sistema parentopoli con l'obiettivo anche dell'accaparramento di consenso elettorale tra i cattolici, tant'è che tra i 12 indagati, oltre al deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto di Forza Italia e all'ex direttore del centro Roberto Sanfilippo, compare anche il nome di Domenico Reina, fratello del cardinale Baldassarre, attuale vicario generale di Papa Leone XIV per la diocesi di Roma. Per gli inquirenti l'unico scopo perseguito dagli indagati era ingraziarsi il fratello di Reina al fine di convogliare i voti dell'elettorato cattolico. Nelle carte dell'inchiesta avviata nel 2023, Gallo Afflitto avrebbe
epitetato Schifani come tiranno, mentre avrebbe puntato ad allargare anche al centro-sinistra le manovre per ingraziarsi gli oppositori. 8 su 12 indagati i destinatari di richieste di misure cautelari per i cui reati ci sono anche corruzione e falso ideologico, mentre potrebbero arrivare ulteriori terremoti dal dossier segreto che avrebbe realizzato San Filippo con nomi e cognomi. Dalla presidenza della regione si apprende che a marzo scorso era stato nominato come facente funzione alla guida del CEFPAS l'attuale direttore amministrativo. Giovedì scorso la nomina del commissario straordinario. E dicevamo, uno degli indagati più importanti di questa inchiesta è proprio il deputato Gallo Afflitto, l'agrigentino appunto Gallo Afflitto, e domani Agrigento si prepara a scegliere il nuovo sindaco a conclusione di una campagna elettorale segnata da confronti accesi e da polemiche proprio per questo scandalo CEFPAS. La sfida finale tra Michele Sodano e Dino Alonge, ma i ballottaggi saranno anche a Ispica e Bronte. Davide Sardo. Agrigento sceglie il suo futuro, ultime ore di campagna elettorale prima del ballottaggio che deciderà il nuovo sindaco della città. Una sfida che negli ultimi giorni è stata caratterizzata da polemiche, divisioni al centrodestra e dall'eco delle recenti inchieste che hanno coinvolto alcuni leader politici vicini alla coalizione. A contendersi Palazzo dei Giganti sono Michele Sodano, candidato del centrosinistra e di controcorrente, che al primo turno ha sfiorato il 40% dei consensi, e Gerlando Alonge, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, MPA e liste civiche. Sodano punta su dialogo e partecipazione con l'idea di una città da ricostruire e rilanciare. Alonge rivendica la compattezza della coalizione e chiede un mandato pieno per governare, con priorità sul centro storico, fascia costiera, giovani e politiche sociali. Domenica e lunedì gli elettori saranno chiamati a decidere il nuovo sindaco di Agrigento. Ballottaggi anche a Bronte, dove si sfidano l'onorevole Giuseppe Castiglione e l'avvocato Giuseppe Gullotta, e a Ispica tra Pierenzo Muraglie e Serafino Arena. E adesso parliamo di questa 3 giorni di festa a Palermo per il matrimonio di Dua Lipa, che è diventata una polemica internazionale. Dalla Sicilia infatti si sono sollevate le proteste per i titoli dei tabloid inglesi che definiscono l'isola un covo di mafia. È indignata la Fondazione Falcone, mentre il presidente della regione Schifani chiede scuse pubbliche. Manlio Viola. Diventa un caso politico internazionale la 3 giorni di festa per il matrimonio di Dua Lipa con Callum Turner a Palermo, dopo la visita guidata privata all'interno della Galleria d'Arte Moderna riservata a sposi e invitati e la cena in Piazza Croce dei Vespri trasformata in ristorante all'aperto con lo storico Palazzo Gangi divenuto lo spogliatoio di VIP, attesa anche Madonna in elicottero per l'ultima giornata di festa. 200 i VIP invitati, Villa Valguarnera bagheria blindata, ma l'attenzione si sposta sui titoli dei giornali britannici. Il Telegraph parla del matrimonio dell'anno nel covo della mafia e scoppia la polemica sui social. E non basta una piccola correzione a spegnerla. Titolare che la Sicilia è un covo di mafia è un fatto gravissimo, inaccettabile, che respingiamo al mittente. E non basta il cambio del titolo. Pretendiamo delle scuse nei confronti di un popolo che non solo combatte la mafia, la sta sconfiggendo, ma che ha pagato grandissimi prezzi in campo di vite umane. Inquirenti, poliziotti, gente che la combatte quotidianamente. Non è possibile, pretendiamo queste scuse. Schifani invita anche gli sposi a prendere le distanze, ma poco dopo arrivano i titoli anche di altri 2 giornali, il Sun e il Guardian, e a reagire stavolta la Fondazione Falcone, che parla di profonda indignazione per il modo superficiale, offensivo e stereotipato dei quotidiani britannici. Agli inglesi la Fondazione manda un messaggio duro e si chiede se abbiano dimenticato l'esempio offerto dalla regina Elisabetta II pochi giorni dopo la strage del 28 maggio 92, una regina che, chinando il capo a Capaci, consegnò alla storia un messaggio semplice e universale: il coraggio e la memoria non conoscono confini. A Messina restano in carcere i 2 giovani accusati di tentato omicidio per l'auto lanciata contro i rivali fuori dalla discoteca Ipanema di Taormina. Francesco Triolo. Non un semplice incidente, una fuga precipitosa, ma una vera e propria azione ritorsiva. L'auto, un Audi A4, trasformata in un'arma lanciata a forte velocità. Queste le motivazioni con le quali il giudice per le indagini preliminari Salvatore Pugliese ha confermato il provvedimento di fermo disposto dal PM Fabrizio Monaco nei confronti del 25enne Manuel Abate e del 24enne Vincenzo Patera, che si trovavano a bordo dell'auto che la notte tra l'1 e il 2 giugno ha tentato di travolgere un gruppo di giovani fuori alla discoteca
discoteca Ipanema di Taormina, al culmine di una lite iniziata all'interno del locale. Nell'ordinanza il giudice usa parole pesantissime, un comportamento che viene definito come un tentato omicidio stradale plurimo. Decisive le testimonianze raccolte dagli investigatori. 7 persone avrebbero fornito versioni coincidenti, smentendo il racconto dei 2 indagati. Secondo il GIP l'auto avrebbe effettuato ripetute accelerazioni e inversioni di marcia puntando verso la folla, mentre diversi giovani sarebbero riusciti a salvarsi soltanto riparandosi dietro le auto in sosta. Durante gli interrogatori i 2 avevano sostenuto di essere stati aggrediti e di aver agito per difendersi, una versione che però non ha convinto il giudice, che ha attribuito ad Abate il ruolo di conducente e a Patera quello di concorrente nell'azione. Le indagini della squadra mobile di Messina e del commissariato di Taormina proseguono adesso per chiarire ogni dettaglio e identificare anche altri giovani che, secondo i testimoni, si trovavano a bordo dell'Audi e il gruppo di catanesi con i quali era scoppiata la rissa. Tragedia sfiorata a Siracusa, un palo dell'illuminazione pubblica cade su un'auto guidata da una ragazza nella zona nord della città. Per la conducente solo tanta paura, fortunatamente nessuna ferita, però i residenti si lamentano, i residenti di Via Lentini dicono si tratta di pali vecchi, serve più sicurezza. Francesca Loi. Eccola l'immagine della tragedia sfiorata, un'auto distrutta da un palo della luce in cemento che all'improvviso è caduto giù. A bordo c'era una ragazza, per fortuna rimasta illesa, ma la paura è stata tanta. Si vedeva da lontano che c'era questa macchina. All'inizio pensavo fosse un incidente, la macchina che aveva sbattuto contro il palo, però poi dopo ho capito che è stata tutt'altra cosa. Io mi trovavo lì di passaggio per poco, ma ho visto già il palo sull'auto e fortunatamente la ragazza illesa. Siamo in Via Lentini, a ridosso del viale Scala Greca, zona nord di Siracusa. Un'arteria molto trafficata, dove la sicurezza però pare non essere messa al primo posto. L'episodio di questa mattina deve servire d'allarme un po' per l'amministrazione, per provvedere tempestivamente alla sostituzione di questi pali. Per chi è alla guida, ma anche per chi va a piedi, il pericolo può arrivare sia dall'alto che dal basso. Tra pali vecchi e pericolanti e buche sull'asfalto, l'insidia è sempre dietro l'angolo. Qui, come nel resto della città. Una notizia di cronaca, i carabinieri di Avola, siamo sempre nel siracusano, hanno arrestato un 45enne per maltrattamenti nei confronti del padre. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 nell'abitazione familiare dove hanno bloccato l'uomo mentre nel corso di una lite colpiva il genitore con una sbarra di ferro. La vittima è stata trasferita in ospedale ma poco dopo dimessa. L'aggressore invece è stato trasferito in carcere. I panni sporchi si lavano in pubblico. Flash mob questo pomeriggio a Catania contro la violenza di genere. L'iniziativa promossa da Centro Famiglie. Vediamo. Una marcia silenziosa per dire no alla violenza di genere, in prima fila uomini con dei cartonati addosso e frasi simbolo del cambiamento maschile. A Catania il flash mob promosso da APS Centro Famiglie in collaborazione con Maschile Plurale e Cambiamenti di Pescara col patrocinio del comune. I panni sporchi si lavano in pubblico, un messaggio di cambiamento per un maschile libero dai ruoli, paritario e inclusivo nelle relazioni intime e sociali. 3 messaggi. Innanzitutto quello che la violenza è molto presente e costante e quindi ovviamente non bisogna ricordarla soltanto nei momenti come quando succede qualcosa di grave o il 25 novembre, ma tutti i giorni. Il secondo è quello di dare un cambiamento al maschile. La terza è l'esigenza di essere insieme, di muoversi insieme, uomini e donne. Da Piazza Stesicola alla Villa Bellini, dove sono stati simbolicamente stesi i panni. La violenza non è un fatto privato, ma una questione sociale e culturale che riguarda tutti. L'amore è libertà e non è possesso, secondo me questa è una delle frasi chiave, insomma, ed è uno dei motivi per cui siamo qui. Spesso noi uomini ci dimentichiamo che la donna è portatrice è libera. Catania è al primo posto in Sicilia per numero di femminicidi. Nell'isola le vittime dal 2010 a oggi, secondo i dati del report 2025 dell'Associazione Catanese, sono 163, di cui 52 nella sola provincia etnea.
Cambiamo argomento, vanno avanti spediti i lavori per la nuova linea ferroviaria Messina-Catania. È stato abbattuto l'ultimo diaframma della galleria Scaletta, adesso l'inizio degli scavi per il tunnel di Letojanni. Tonino De Mana. Avanza senza sosta il raddoppio FS della linea Messina-Catania, uno dei più importanti interventi infrastrutturali in corso nel Mezzogiorno, destinato a trasformare la mobilità della Sicilia orientale, riducendo tempi e distanze dalle principali città dell'isola. 2 esempi di percorrenza a tratta ultimata: Messina-Catania in 45 minuti, Catania-Palermo in 2 ore circa. Ed ecco la talpalletteria in onore della patrona di Messina che abbatte l'ultimo diaframma, completando lo scavo della prima canna della galleria Scaletta. Il tracciato si raccorda poi alla stazione di Giampilieri, che garantisce continuità tra la linea storica e la nuova infrastruttura. Ora toccherà ad un'altra tappa, Alessia, con l'avvio degli scavi per il tunnel a Letojanni, inaugurando una nuova fase dei lavori. 2 fronti operativi di Webuild alla guida di un consorzio con Pizzarotti per conto di RFI, che procedono in parallelo e testimoniano il ritmo sostenuto per realizzare un'infrastruttura strategica per il futuro dei collegamenti ferroviari dell'isola. Il progetto parte del corridoio scandinavo-mediterraneo, attraversa un territorio complesso con un tracciato che prevede 43 km di nuova linea ferroviaria arretrata rispetto alla costa, capace di superare vincoli geologici che finora hanno rallentato la mobilità locale. Per comprendere l'importanza dell'opera basti pensare ai danni del ciclone Harry sulla linea ferrata tra Scaletta ed Alitterme, che provocarono per quasi 2 mesi l'interruzione del collegamento tra Messina e Catania. In Sicilia, seconda regione per produzione di olio, il comparto guarda al futuro. A Siracusa oggi una giornata dedicata ad un settore che dà lavoro a migliaia di famiglie. Sentiamo. Forse non lo sapevate, ma nella top 10 dei regali preferiti c'è la bottiglia dell'olio. E pensate che la Sicilia è la seconda regione italiana per produzione di olio di oliva IGP, la terza più virtuosa per il biologico. Dobbiamo far capire a chiunque qual è l'olio di qualità, perché la Sicilia rappresenta una grande qualità dell'olio, e dobbiamo combattere tutte quelle che sono le importazioni che in maniera fraudolenta vanno ovviamente a appesantire i nostri produttori, perché vanno in concorrenza sleale. E proprio l'olio con la sua filiera è al centro di una serie di talk organizzati a Siracusa, qui dove nel 2024 l'Oro Verde è stato tra i protagonisti dell'Expo durante il G7 Agricoltura. Eventi come questi servono per testimoniare l'importanza dell'olio d'oliva. Le sue proprietà nutraceutiche sono mezzi di comunicazione, di confronto. Quasi 170.000 gli ettari di terreno trasformati in oliveti, soltanto nella nostra regione. Tutto ciò dà lavoro a 96.000 aziende. Con l'olio IGP Sicilia cerchiamo di valorizzare questo prodotto, di esportarlo in tutto il mondo e cercare di far avere ai nostri produttori il valore aggiunto e le economie che meritano. Sicuramente a livello politico si sta facendo qualcosa, si dovrà fare molto di più, ma su questo ci vuole, come oggi durante questo convegno ho detto pubblicamente, ci vuole un piano strategico per l'olivicoltura. Weekend di sole e caldo a Catania ed è subito pienone al Solarium di San Giovanni. Licuti inaugurato ieri, un'apertura che segna l'inizio dell'estate catanese e che anticipa quella delle spiagge libere della playa prevista tra pochi giorni. Sentiamo Desiree Ferlito. It's really nice. We are living here. I'm from Finland. Dalla Finlandia a San Giovanni Licuti, l'estate catanese riparte dal solarium appena riaperto, restituito alla fruizione dei cittadini, dopo gli interventi di ripristino e reso accessibile anche alle persone con disabilità. Una piattaforma che si inserisce nel suggestivo scenario del borgo marinario e che quest'anno si presenta arricchita dalle fioriere ornamentali, capaci di trasformare questo spazio in una vera e propria terrazza sul mare. Cosa volete di più? Che è bellissimo! Grazie al comune che sta facendo queste cose, naturalmente è una cosa positiva. Comodo, in centro città, si può venire anche a piedi, quindi cosa volere di più? Già abbiamo fatto il primo bagno. Come si è trovata con la piccola? Benissimo. Com'è l'acqua? Bellissima. Molti la trovano fredda, io la trovo buona. Prima volta che lo vedevo, non sapevo l'avessero montato, però sì, è molto carino. Tra i bagnanti prevale l'entusiasmo, con qualche piccola osservazione. È piccolino il solarium, perché una volta, non avendo fatto quello al nautico, questo andava
ingrandito. Difficult to get to the sea a little bit for my mother. E mentre il solarium torna a riempirsi di asciugamani e tintarelle, proseguono gli ultimi lavori sulle spiagge libere della playa, la cui apertura è attesa a breve. In questo angolo di mondo cristallino c'è chi sembra aver già trovato la formula perfetta per affrontare l'estate, lasciarsi trasportare dalle onde, concedendosi il lusso più semplice di tutti, qualche ora di relax. Ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco per parlare di calcio. Nel Totonomi per il prossimo allenatore rossazzurro spunta anche un ex giocatore del Catania, quello di Fabio Caserta. Vi aspetto tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro giornale. Adesso il calcio, la corsa al nuovo allenatore in casa Catania vede avanzare il nome di Fabio Caserta, che in realtà non è una novità, già poteva sedersi sulla panchina etnea lo scorso febbraio. In rossazzurro potrebbe ritrovare il DS Varrà. Ma sentiamo il servizio di Marco Carli. Se fosse, sarebbe la classica storia dei giri immensi che poi ritornano. Fabio Caserta poteva essere a Catania già a febbraio e adesso sarebbe in cima alla lista dei graditi nella corsa per la panchina che, fra nuovi nomi, Stellone e i soliti noti, Biancolino e De Giorgio, sta arrivando al rettilineo conclusivo. La prossima settimana dovrebbe vedere l'ufficializzazione del nuovo DS, Varrà. In seguito arriverà il nome dell'allenatore. Caserta ha vissuto l'ultima parte della stagione a Empoli in B, conducendo i toscani alla salvezza con conseguente cammino di Santiago, mostrato con varie foto sui propri social. L'Empoli in questo momento si sta concentrando soprattutto in funzione di nuovi ingressi societari e sull'allenatore deciderà verso metà mese. Ecco perché il Catania è tornato a farsi vivo per un profilo che era in pole position per la sostituzione di Toscano, ma poi saltò perché il club etneo decise di aspettare altre partite. Storie vecchie, così come la parentesi del giocatore al Palermo mai gradita dai tifosi, per un centrocampista che a Catania ha fatto molto bene sia in B che in A. Ha raccontato che fu suo padre a consigliargli la piazza etnea quando era calciatore. Da allenatore 2 promozioni e più di 300 panchine, traguardo quest'ultimo festeggiato da poco e conquistato guidando Juve Stabia, Perugia, Benevento con Varrà in dirigenza, Cosenza, Catanzaro e appunto Empoli. Potrebbe completare questa lista con il Catania. In fondo potrebbe essere una bella storia. Facciamo un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Prima di chiudere c'è una notizia che arriva da Palermo. Dopo l'episodio delle 7 persone che hanno fatto irruzione nel pronto soccorso, l'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello corre ai ripari rafforzando le misure di sicurezza. Completata l'installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza, è previsto il potenziamento della vigilanza interna con ronde più frequenti nelle ore notturne. La direzione ha condannato con fermezza l'accaduto, ribadendo la necessità di tutelare operatori sanitari e pazienti. Con questa notizia ci fermiamo, questa edizione del TG Sicilia termina qui, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.